San Stino. Non ce l'ha fatta nemmeno Simone Mazzardis, il 38enne investito dall'esplosione di una bombola di GPL mentre si trovava col papà 69enne, morto lunedì. Entrambi sabato verso le 19 stavano preparando il necessario per una grigliata in giardino in vista del pranzo domenicale. Qualcosa però è andato storto e la bombola è esplosa, scaraventando a metri di distanza le due vittime. Le fiamme superavano in altezza l'abitazione a 2 piani dove subito si sono precipitati i vigili del fuoco. L'abitazione è ancora sotto sequestro. Mestre. Aggressione con coltello all'alba tra il Parco del Piraghetto e Via Piave. All'inizio sembrava uno scippo, poi però è emerso che forse il motivo dell'aggressione era un altro. Uno sgarbo da vendicare forse o un regolamento di conti. Le vittime sono un 30enne senegalese e una 47enne mestrina che sono stati improvvisamente aggrediti da 2 persone. Lui è stato ferito a calci in faccia, trasferito in ospedale e ha riportato pochi giorni di prognosi. Non ha ancora sporto denuncia in caserma. Portogruaro. Droga, ma soprattutto una decina di minorenni nel mirino dei carabinieri. Lo rivela un'indagine condotta dal 2014. Marijuana e hashish per lo più, ma anche altre sostanze illecite. Un ragazzo di 20 anni è finito ai domiciliari con l'accusa di aver gestito un giro di spaccio. Si rivolgeva soprattutto a giovanissimi dai 15 anni in su, in cerca costantemente di dosi. Non grandi quantità, ma sempre decine di euro al giorno. Ciò che ha preoccupato i militari è che in breve tempo questi minorenni avrebbero potuto virare verso droghe più pesanti, visto che il 20enne poteva anche avere a disposizione cocaina ed eroina. In 2 anni sono state contate 200 cessioni di stupefacenti.